Non soltanto ha negato di essere l'autore dell'omicidio, ma ha anche negato di aver avuto una discussione, una lite con Vincenzo Giovanni Busciglio. Pietro Leto, il 19enne di Alessandria della Rocca, sottoposto a fermo di indiziato di delitto per l'accoltellamento sfociato in omicidio del 23enne, ha risposto a tutte le domande rivoltegli durante l'interrogatorio. Il giovane è rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino Gazziano. Al carcere di Sciacca è stato il sostituto procuratore Roberta Griffo, titolare del fascicolo d'inchiesta sull'omicidio, ad interrogare a lungo il 19enne Pietro Leto, che ha cercato di fare chiarezza su ogni dettaglio. Ha respinto l'accusa di essere l'autore di quanto accaduto, ma anche di aver aggredito il 23enne. Sono stati assieme fino alle 8 di sera, ma ha detto di non aver fatto nulla, nessuna lite, nulla di tutto questo. L'indagato ha ricostruito i fatti e pare abbia anche fornito elementi che adesso sono sottoposti al vaglio degli inquirenti, con ulteriori accertamenti ancora in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Cammarata. Il ragazzo è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto perché, stando alle ricostruzioni ufficiali del comando provinciale dei carabinieri di Agrigento, è fortemente sospettato di essere l'autore del delitto. E intanto la salma del 23enne Vincenzo Giovanni Busciglio resta nella camera mortuaria dell'ospedale Fratelli Parlapiano di Ribera, dove il 23enne è giunto già senza vita. La Procura della Repubblica di Sciacca ha disposto l'autopsia. Pietro Leto ha risposto anche a tutte le domande del giudice Rosario Di Gioia durante l'udienza di convalida. La difesa ha chiesto la non convalida del fermo, visto che non ricorrono i presupposti di legge e non c'è alcun pericolo di fuga, ed ha invocato la non misura cautelare perché il compendio indiziario non è grave.